10 ottobre 1988, 10 ottobre 2018. Il SUEM di Vicenza Antisignano dei servizi di urgenza ed emergenza del Veneto compie 30 anni di vita. Si dovrà attendere gli anni 90 per l'istituzione da parte della Regione Veneto delle 7 centrali operative, una per ogni capoluogo di provincia. Ad avere l'intuizione, mutuata dai cugini francesi, è un medico anestesista, il dottor Remigio Verlato, che dalle ambulanze che semplicemente si recavano a raccogliere il paziente per portarlo successivamente in ospedale per le cure del caso si chiede: perché non mandiamo, virgolette, l'ospedale sul paziente? E da quella è nata la filosofia del SUEM, cioè portiamo il personale sanitario per una volta direttamente sul paziente e cerchiamo di dargli tutte le cure sul posto. 510.000 era il numero da fare per l'intervento, poi arrivò il prefisso 0444 davanti, fino al conosciutissimo 118. L'idea, neanche a dirlo, fu un successo. Nei primi 3 mesi di attività del 1988 gli interventi furono 1218, ma di anno in anno crebbero in maniera esponenziale. Oggi, dati 2017, in tutta la provincia di Vicenza le chiamate sono state oltre 180.000. Lo staff è cresciuto ed è sempre più qualificato: 5 medici, 30 infermieri, 16 autisti, 10 operatori, un coordinatore infermieristico e un direttore della centrale operativa. 12 le ambulanze che coprono tutto il territorio vicentino, 2 quelle in città con più un'auto medica. Un servizio che inevitabilmente si sposa con quello dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine, generalmente dove ci sono loro c'è anche il SUEM. Hanno imparato a stringere i tempi. Oggi lo standard regionale prevede 18 minuti tra partenza e arrivo sul luogo del soccorso. Certo, c'è da combattere ogni giorno con le risicate risorse e loro hanno imparato a selezionare le chiamate, una sorta di triage al telefono, e per questo lanciano un invito alla popolazione. Lasciamoci però anche guidare dalla professionalità del personale. Da parte nostra mandare l'ambulanza è forse l'atto più semplice, non è l'atto più difficile. L'atto più difficile è riuscire a fare in modo di avere sempre un'ambulanza disponibile per chi veramente ne ha bisogno.